Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. È stata una serata all'insegna del divertimento, quella svoltasi lo scorso venerdì presso il Teatro Parrocchiale di Lusia, all'interno della serie di incontri Serate Festose. Stefano Bencompagnato e Giusy Zenere, entrambi cabarettisti con un passato in trasmissione del calibro di La Sai l'Ultima, hanno allietato il pubblico con 2 ore di pura comicità, all'interno dell'evento organizzato dal Centro Parrocchiale di Lusia, che compie quest'anno 25 anni di attività nella nuova struttura. Claudio ci racconta le finalità di queste iniziative, volte a dare spazio ai ragazzi. Questa sera è stata una serata bellissima con Giusy Zenere e Stefano Bencompagnato, la gente si è divertita. Noi cerchiamo sempre di fare delle attività per creare un indotto positivo per i nostri giovani, i nostri ragazzi, per toglierli, diciamo, come si dice, dalla strada. Noi creiamo degli spazi di aggregazione dove i giovani possono ritrovarsi e divertirsi. E in quest'ottica, una volta all'anno, appunto, abbiamo queste manifestazioni nella ricorrenza del patrono. Quello di Lusia è un paese molto unito, dove la gente si conosce e si sente ancora parte di una comunità. E queste occasioni servono per ritrovarsi, divertirsi e crescere insieme. C'è molta collaborazione, ognuno ha il suo compito e siamo in tanti e cerchiamo sempre nuovi ragazzi da inserire nel direttivo del centro e nelle varie attività. L'ottica è questa e speriamo di continuare in questo senso. Non solo cabaret, c'è anche spazio per le attività delle scuole e animazioni per tutti nel Teatro Parrocchiale di Lusia. Una serie di eventi che si ripete ogni anno e che ha alla base del successo la dedizione al proprio lavoro e la voglia di stare ancora insieme.